Messa di preghiera per lo Sri Lanka domenica in Basilica a Rapallo sarà animata dalla comunità tamil del Tiguglio che segue con apprensione gli sviluppi degli attentati a Colombo. Turismo, arrivano i primi dati dalla regione, la Liguria si conferma fra le mete preferite per Pasqua, bene soprattutto Tiguglio, Cinque Terre, la zona del Finalese e Genova. A Chiavari, ucciso un uomo di 60 anni nel parcheggio di un supermarket di Corso Dante, trovato con un foro alla nuca accanto all'auto. Tutte le piste sono aperte, indaga la polizia. Tornare ad un 25 aprile di unità, l'auspicio dello storico Guido Levi nelle celebrazioni a Chiavari. Nella messa in cattedrale, l'invito del vescovo a vivere il valore della libertà come senso di umanità nuova. Fare sport fa bene a tutti, anche e soprattutto alle persone disabili. Occorre però prestare attenzione, non ci si improvvisa atleti o istruttori paralimpici. Al via la 3 giorni Chiavari porte aperte. Tanti turisti nel Levante per i ponti primaverili, ma pochi negli alberghi. E la valutazione è ancora ufficiosa, a metà strada fra Pasqua e il 1° maggio. Grandine e pioggia sul Tiguglio, da martedì si cambia, previsto un 1° maggio soleggiato, l'ultimo passaggio perturbato prima della rimonta dell'alta pressione è atteso per lunedì. Chiuso il termine di presentazione delle liste per le elezioni del 26 maggio, nel Tiguglio 20 comuni al voto, il più popoloso Rapallo con 5 candidati a sindaco e 10 liste. A Chiavari la 159esima mostra del Tiguglio, in centro città appuntamento con arte, spettacoli e artigianato. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di martedì, dopo il ponte di Pasqua e di Pasquetta, per parlare degli attentati che hanno sconvolto lo Sri Lanka. Particolare apprensione per la comunità tamil del nostro territorio. A Rapallo si svolgerà questa domenica in Basilica una messa di preghiera che sarà animata proprio da questa comunità del Tiguglio. Parliamo poi di turismo perché arrivano i primi dati dalla regione e la Liguria si conferma fra le mete preferite per Pasqua. Abbiamo fatto il punto. A Rapallo e Santa Margherita Ligure è radicata ormai da anni una piccola comunità tamil dello Sri Lanka. Dopo gli attentati, il loro pensiero è corso subito alle vittime e ai familiari in un misto di angoscia e preoccupazione. Lo racconta Anthony Pillai, che a Rapallo gestisce una tabaccheria ed è conosciuto da tutti come Villa. Alcuni nostri parenti, dice, erano entrati nella chiesa di Colombo soltanto alcuni minuti prima dell'esplosione. La famiglia dalla parte di mia moglie e i miei cognati che sono passati 5 minuti prima da quella chiesa si sono salvati. Se fossero rimasti ancora 5 minuti in quella chiesa sarebbero morti o avrebbero avuto delle ferite. Fortunatamente no, però a noi ci dispiace per chi è morto lì e ai parenti che sono lì, che hanno perso dei familiari o hanno delle persone ferite. Spaventa, prosegue il signor Villa, la presenza del Daesh nella nostra isola. In Sri Lanka le religioni convivono ormai senza problemi, aggiunge, dal 2009, quando terminò la guerra trentennale tra tamil e singalesi. Il conflitto aveva lacerato il paese, poi la speranza di una ripartenza in tutti i sensi, coronata anche dalla visita di Papa Francesco nel 2015. Dopo la guerra civile, che dal giorno che hanno smesso fino adesso, anzi, ci sono stati degli sviluppi e il paese è abbastanza progredito, solo che adesso siamo ritornati alla vecchia maniera, con la tensione e paura di uscire e entrare. Per pregare per le vittime degli attentati di Pasqua, per le loro famiglie, ma anche per la pace in Sri Lanka, la comunità tamil del Tiguglio invita tutti ad una messa che sarà celebrata domenica 28 aprile alle ore 12 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Faremo la messa in italiano cantato, dei pezzi lo faremo nella nostra lingua, tipo il canto dell'Eucaristia e le preghiere dei fedeli verrà fatta in italiano, però fatto dai tamil dello Sri Lanka.
Ce ne siamo accorti un po' tutti. La Liguria anche in questo 2019 si è confermata meta amata dai turisti per il fine settimana di Pasqua. Secondo i primi dati diffusi dalla Regione, diverse località del territorio hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture alberghiere, con una prevalenza decisa di turisti italiani ma una discreta presenza anche di visitatori stranieri. Per il Tigullio una spinta decisiva è stata senza dubbio la riapertura della strada di Portofino e il completamento della pulizia del mare antistante dai relitti lasciati dalle mareggiate dello scorso autunno. Le Cinque Terre hanno confermato la loro crescente popolarità che sta portando benefici in tutto il comprensorio dello Spezzino. Nella Riviera di Ponente sono arrivati buoni segnali soprattutto dal Finalese e dai comuni dell'Imperiese toccati dalla pista ciclabile costiera. Genova è stata premiata dai turisti soprattutto a Pasquetta, code all'acquario e nel centro storico pieno fin dalle prime ore del mattino e in crescendo fino al pomeriggio inoltrato. I dati ufficiali arriveranno attorno alla metà di maggio, ma secondo la Regione le prime rilevazioni da albergatori e operatori indicano un aumento rilevante del flusso turistico in tutta la Regione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Già nel mese di marzo la Liguria aveva fatto registrare un afflusso decisamente positivo in tutte e 4 le province, con picchi soprattutto nel Savonese. Le presenze complessive in tutta la Regione dal 1 al 28 di marzo hanno fatto segnare un 20,48% in più rispetto al 2018 e gli arrivi un incremento dell'8,12%. Per la giunta regionale la Liguria si è dunque lasciata alle spalle dal punto di vista della comunicazione e dell'immagine la mareggiata di fine ottobre. Siamo così alla giornata di mercoledì, la cronaca con l'omicidio dell'orefice 61 anni, ex collaboratore di giustizia a Chiavari in un autosilo di Corso Dante. Sul fatto indaga la polizia per ricostruire la dinamica dei fatti. Parleremo poi di un'esperienza dei ragazzi, degli studenti del liceo Marconi del Pino in Calabria, dove hanno toccato con mano anche che cosa significa la lotta alla mafia. Vediamo. Un foro alla nuca, il corpo accasciato accanto alla sua auto, nessun segno particolare di lotta. È stato trovato così intorno alle 21 di ieri sera il corpo di Orazio Pino, 61enne, nel parcheggio di un supermercato in Corso Dante. Da quello che sembrava un malore si sono aperte invece le indagini per omicidio. Sul posto inizialmente il 118 e una pattuglia della polizia. Gli agenti del commissariato di Chiavari si sono accorti subito che qualcosa non andava. Alla base del cranio dell'uomo c'era un piccolo foro, sebbene non ci fosse una pozza di sangue. Esecuzione? Tentativo di rapina andato male? Per il momento nessuna ipotesi viene scartata dalla squadra mobile di Genova che ha preso il comando delle operazioni guidate dal primo dirigente Marco Calì. L'autopsia non ha ancora fornito i dettagli sulla causa della morte. La polizia è cauta, potrebbe essere il foro di un proiettile sparato da una pistola di piccolo calibro, spiega Luca Capurro, vice questore di Chiavari, ma anche uno stiletto o qualche altra arma. D'altra parte, per tutta la mattinata, la scientifica è rimasta sul posto al quinto piano del silos di Corso Dante, alla ricerca di bossoli o altre tracce lasciate dall'omicida. Gli investigatori stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, del parcheggio e pure della strada per capirne di più. Alcuni testimoni, ascoltati dalla polizia, non hanno fornito indicazioni utili al caso, non avendo visto direttamente persone in fuga o altri elementi di prova. Secondo le prime informazioni, Orazio Pino sarebbe stato ucciso verso le 20:30 mentre stava per entrare in macchina nel parcheggio che aveva in affitto e non nella parte pubblica riservata al market. È stata una notte di duro lavoro. Al mattino presto la voce ha cominciato a circolare in città. Un mazzo di fiori è comparso dalla saracinesca del negozio di compraoro che il signor Pino gestiva in centro città. Si indaga anche sul suo passato. La stampa locale ricorda infatti che Orazio Pino era stato in passato collaboratore di giustizia. Gli studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari hanno compiuto un viaggio di istruzione in Calabria. Qui hanno incontrato e ascoltato persone che si oppongono alla malavita, come Michele Albanese, giornalista minacciato dall''ndrangheta. Un'andrangheta che noi qui cerchiamo di combattere, perché spetta a noi metterci il petto e la faccia. Con azione di contrasto sociale, civile e culturale. Ma il lavoro di contrasto alle mafie spetta ad ognuno di noi, indipendentemente se si vive in Calabria, in Sicilia, in Liguria, in Lombardia o in Piemonte. Toccante l'incontro con Suor Carolina Iavazzo, testimone dell'eredità di Don Pino Puglisi, il parroco del quartiere del Brancaccio a Palermo, ucciso dalla mafia nel 1993. Lì dove il sacerdote era nato, Don Pino trova una realtà nuova. Scopre che nel quartiere Brancaccio c'è tanta ignoranza. L'ignoranza favorisce la mafia
ed è favorita dalla mafia. L'intuizione di Don Pino per riqualificare il quartiere e combattere la mafia fu una. Iniziamo dai giovani, così perché i giovani sono più aperti alla vita, al futuro, sono più malleabili, più docili, sono più portati al cambiamento, e così abbiamo poi fatto una scuola serale per ragazzi della vostra età per fargli prendere almeno la quinta elementare. Ripartire dai ragazzi garantendo loro la possibilità di vivere in una realtà attenta alla loro crescita e vicina alla Chiesa. Lui chiedeva sempre, non chiedeva per sé, chiedeva per gli altri, chiedeva che venissero fatte le allacciature alle fogne, una luce un po' più forte, chiedeva la scuola media, chiedeva un parco giochi, certo non per giocare lui, è ovvio, lo chiedeva sempre per la gente, quindi la gente piano piano si è aggregata intorno alla Chiesa e al centro Padre Nostro, perché capiva che da lì veniva un benessere non solo spirituale ma anche materiale e corporale. Siamo alla giornata di venerdì, le celebrazioni del 25 di aprile a Chiavari, un corteo e una commemorazione che si è svolta nella zona del cimitero. L'appello è quello di tornare ad un 25 aprile di unità, lo ha espresso lo storico Guido Levi, e il Vescovo ha invitato a vivere il valore della libertà come senso di umanità nuova. Di questo parleremo, ma anche della 3 giorni che è iniziata, si sta svolgendo a Chiavari, in Chiavari città aperta, dedicata agli sport per i disabili. Vediamo. Questi ideali sono ancora i nostri. Questi valori sono davvero presenti, vivi nella nostra società. È la domanda che il vescovo Alberto Tanasini ha posto durante la messa in suffragio dei caduti, celebrata nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, in occasione del 74° anniversario della Liberazione. Davanti ad un'assemblea composta da ANPI e da istituzioni locali, Monsignor Tanasini ha invitato a riflettere sull'involuzione del concetto di libertà, da ideale fondato su un'antropologia integralmente umana a rivendicazione individualista e dunque incapace di costruire una società davvero solidale. Dopo la celebrazione il corteo fino a Piazza Roma con l'omaggio al monumento ai caduti, quindi il trasferimento al cimitero di Chiavari con l'orazione dello storico Guido Levi. Io dico sempre che la resistenza italiana fu una resistenza unitaria. Socialisti, comunisti, cattolici, liberali, repubblicani, azionisti combatterono insieme. Purtroppo, voglio dire, a fronte di una resistenza unitaria, dopo la resistenza, negli anni successivi sono nate polemiche che io ovviamente non condivido, perché credo che sia veramente una festa di tutti, dell'Italia democratica e di tutti coloro che hanno contribuito a quest'Italia. Quindi l'inaugurazione del grande pannello realizzato dagli studenti del Luzzati per ricordare coloro che furono fucilati fra l'agosto del 1944 e il marzo del 1945. Per noi è una testimonianza di amore per la città di Chiavari, una testimonianza di democrazia e di libertà pensando a tutta la nostra nazione e soprattutto in occasione del 25 aprile credo che sia stato il lavoro più bello e più interessante tra i tanti che il liceo Luzzati ha realizzato in questi ultimi anni. I significati simbolici sono molteplici, ad esempio al centro figura un tempietto di ispirazione classica che racchiude l'epigrafe con i nomi, nella parte superiore è presente un frontone con lo stemma di Chiavari e 2 stelle. Poi invece lo stesso tempietto è inquadrato sui lati da diversi elementi, tra i quali è presente un mazzo di papaveri nel quale si fa allusione alla voglia di rinascita del paese dopo la liberazione, mentre sulla destra è rappresentata una coccarda con i colori dell'Italia e quelli della città di Chiavari, nella quale campeggia il simbolo dell'ANPI, quindi dei partigiani italiani. Partendo dal basso è presente un filo spinato che rappresenta la fine della guerra, essendo spezzato, ma al contempo anche la fine della separazione tra i vari popoli. Al di sopra è presente una frase che vuole essere un monito, è una frase di Giuseppe Ungaretti, cioè qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce, perché tutti li avessero per sempre aperti alla luce. Noi crediamo che lo sport faccia bene alle persone soprattutto che hanno delle limitazioni, delle disabilità, perché noi crediamo nel valore educativo dello sport
nel suo valore nel insegnare alla persona a riconoscere i propri limiti, quindi non a superarli, non nel senso di eliminarli o poterli rimuovere, ma proprio a accettarli e ugualmente superarli per raggiungere dei risultati che vogliono dire miglioramento della propria autocoscienza e della propria autostima, e quindi anche inserimento sociale, gratificazione e, se vogliamo, alla fine anche un maggiore grado di autonomia. Fa bene anche a chi aiuta queste persone a fare sport. Certamente aiutare qualcuno fa bene a chiunque, sia che si tratti di persone disabili o che si tratti di persone in generale. Bisogna naturalmente avere uno spirito generoso, bisogna avere disciplina, educarsi, perché non è solo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma bisogna anche imparare i metodi e i modi per aiutare le persone. Varie figure, dai appunto gli istruttori come me, gli allenatori, ai medici sportivi che comunque ci devono dare una mano quando abbiamo un approccio con queste disabilità, e anche ad altre esperienze dello sci, del nuoto e di altre attività nell'ambito del disagio. Questo pomeriggio di inaugurazione, poi domani nell'area del porto turistico le discipline vere e proprie, le protagoniste. Allora, domani iniziamo la mattina con la Chiavari Nuoto che darà, e poi anche per tutto il giorno, ma comunque in mattina a disposizione a chi vuole di venire a provare un po' l'attività, poi ci spostiamo sulla piastra, sul porto, prima il canottaggio dalle 15 alle 17 e poi con il basket dalle 17 alle 19, e invece per 2 giorni, sabato e domenica, la vela. La Scherma offrirà la possibilità di transitare nella sua palestra, vi consiglio veramente di andare domenica mattina a vedere un po' come questi ormai personaggi famosi che vediamo in televisione si allenano e praticano questo sport. Ancora i temi del turismo nei nostri telegiornali, con il bilancio fatto dagli albergatori, secondo i quali una presenza massiccia di turisti sul territorio non è corrisposta ad una presenza altrettanto massiccia nelle strutture alberghiere. Parleremo poi del meteo, perché si è verificata una violenta grandinata anche sul nostro territorio, fa parte dello scenario primaverile, e andremo a vedere anche quale sarà l'evoluzione per le prossime ore. E poi parleremo di elezioni, perché si è concluso il termine per presentare le liste e partecipare alle prossime elezioni del 26 maggio. Ci saranno le europee, lo ricordiamo, ma anche le amministrative in 20 realtà, in 20 comuni del nostro territorio. In una scheda facciamo il punto. Vediamo tutti i servizi. Ponti primaverili affollati, ma non per gli alberghi. I dati, ancora parziali, sono stati raccolti in via informale dal presidente degli albergatori del Levante, Aldo Verdin, che nel cuore del ponte del 25 aprile conferma: ristoranti e negozi hanno accusato il colpo positivamente, ma non altrettanto gli alberghi. Sulla Vagna alla fine chiuderanno benino questo mese di aprile. Su Chiavari non è andata così bene, è andato malino. Sestri il mese di aprile lo pareggia perché ha perso parecchio sotto la Pasqua, però aveva guadagnato qualcosa nella prima parte di aprile. Rapallo e Santa Margherita purtroppo i dati sono negativi. I motivi sono tanti e molto ampi da analizzare. Senza dubbio la crisi ha influito sulla durata dei soggiorni e sulle notti che si spendono in albergo, ma oltre a questo c'è l'evoluzione del comparto verso una preferenza netta per le case vacanza da affittare anche per periodi brevi. Se andiamo a vedere, le strade sono piene, i ristoranti sono pieni magari, perché c'è della gente. Sì. Se andiamo a fare l'analisi solamente nel settore alberghiero, lì troviamo la crisi, ma non da adesso, già da qualche anno, ecco, da un paio d'anni sicuramente. Le conseguenze sono principalmente due, secondo il presidente degli albergatori. Da un lato una minore possibilità di investimento, dall'altro una più esigua capacità di ricaduta occupazionale. Sempre più spesso, se gli albergatori cominciano a stare in crisi, danno in esterno i servizi che prima seguivano loro dall'interno. Sicuramente questo fa perdere l'appeal sul prodotto,
Certo. Perché il servizio decade un po'. E c'è anche un problema di occupazione, perché molte volte sono lavori in nero, sono delle cooperative che sfruttano, tra virgolette, i lavoratori, eccetera. Quindi ne va anche un po' tutto dell'immagine. Che tipo di fenomeno è stato? Sì, è stata una situazione abbastanza atipica per la stagione. Diciamo che abbiamo avuto un primo passaggio frontale nella mattinata, però che ha portato precipitazioni di debole intensità su tutta la riviera, mentre invece la sera c'è stato un apporto di aria fredda, quello che in gergo viene chiamato dry line, che ha fatto scaturire appunto sulla pianura padana dei forti temporali che poi si sono portati poi sull'Appennino e poi conseguentemente sulla costa. Gli accumuli maggiori di grandine si sono verificati nell'Alta Valpolcevera, nella zona del bacino del Bisagno, e poi successivamente qualche sporadica grandinata l'abbiamo avuta anche qua nel Tigullio. Per le prossime ore invece che cosa ci aspetta? Ma allora, la circolazione è cambiata, abbiamo un apporto di aria fresca da flussi settentrionali che continuerà a portare un'elevata instabilità sulla pianura padana, ne consegue poi soprattutto nelle fasi pomeridiane, quando l'energia del sole è più forte, un passaggio quindi sull'Appennino e poi di nuovo degli sconfinamenti. Pertanto ancora per la giornata di domani abbiamo soprattutto domani e dopodomani una situazione di questo tipo, con elevate possibilità di fenomeni temporaleschi pomeridiani che si sviluppino sulla pianura padana e poi sull'Appennino e ancora sulla costa. Diciamo che domani è meno probabile che vi siano degli sconfinamenti sulla costa, quindi le precipitazioni maggiori le avremo sull'Appennino, mentre invece la giornata di lunedì sembra essere proprio forte il rischio di precipitazioni a carattere appunto convettivo, rovesci quindi anche localmente di forte intensità, anche nelle zone costiere. Questa è una situazione che permarrà ancora per tutta la giornata di lunedì, però attenzione perché poi da martedì la situazione è in miglioramento. Martedì ancora di nuovo qualche isolato fenomeno temporalesco nel pomeriggio potremo averlo, ma soprattutto sull'Appennino, ma invece mercoledì 1° maggio abbiamo buone notizie, perché per il momento di nuovo la circolazione cambierà, avremo un apporto di venti più occidentali, quindi un po' più secchi, un po' più caldi, e i cieli al momento vengono previsti prevalentemente sereni, con di nuovo qualche nuvola un po' più consistente sull'Appennino, però per il momento il rischio temporali è molto inferiore. Quindi diciamo una buona notizia per poi il 1° maggio, che tutti ci aspettiamo magari di andare a farci una grigliata sui prati, ecco. Si è chiuso alle 12 di sabato mattina il termine ultimo di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative 2019. I cittadini italiani sono chiamati a rinnovare i membri del Consiglio europeo e i consigli comunali in diverse località. Complessivamente, considerando tutte le regioni, sono interessati gli elettori di 3.856 comuni, di cui 3.668 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 188 a regioni a statuto speciale. Nel Tigullio sono 20 comuni che rinnoveranno l'amministrazione: Borzonasca, Carasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Correglia Ligure, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Mocconesi, Moneglia, Neirone, Rapallo, Rezzoaglio, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Tribogna, Uscio. Tra questi il comune più popoloso è Rapallo, 29.226 abitanti, l'unico nel quale si potrà andare al ballottaggio nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati ottenga la maggioranza più uno dei voti. I pretendenti alla poltrona di sindaco che hanno presentato la loro candidatura sono 5, sostenuti da 10 liste. A seguire il comune di Santa Margherita Ligure con i suoi 9.709 abitanti e 3 candidati a sindaco. Lavagna torna alle urne dopo 3 anni di commissariamento. La città eleggerà il primo cittadino scegliendo tra 5 candidati. Chiuse le candidature anche nell'entroterra, ora le liste sono al vaglio delle commissioni elettorali che ne valuteranno gli aspetti legali e burocratici. In attesa di ufficialità sui nomi, il dato certo è l'Election Day, domenica 26 maggio. Le urne saranno aperte dalle 9 alle 23. Ai fini delle votazioni delle Europee 2019, l'Italia sarà suddivisa in 5 circoscrizioni elettorali. Nord-occidentale, comprendente Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; nord-occidentale, comprendente Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna; centrale, con Toscana, Umbria, Marche e Lazio; meridionale, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania
Campania, Basilicata e Calabria ed insulare Sicilia e Sardegna. Le 5 circoscrizioni italiane saranno contraddistinte dai colori delle schede elettorali: grigio per l'Italia nord-occidentale, marrone per l'Italia nord-orientale, rosso per la parte centrale, arancione per la parte meridionale e rosa per l'Italia insulare. Per le elezioni comunali la scheda sarà di colore azzurro. Arrivato il momento del nostro approfondimento, in chiusura parleremo della Mostra del Tigullio. La 159esima edizione si sta svolgendo in città a Chiavari con tante iniziative, manifestazioni, stand e anche spettacoli all'aperto. Vedremo tutto questo nei prossimi servizi partendo proprio dall'inaugurazione della Kermesse. Il TG Guardando la settimana si conclude al termine di questi servizi e l'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Questa 159esima edizione è voluta essere diversa da quelle precedenti, nel senso che è voluta rinnovarsi e quindi dedicarsi soprattutto agli artigiani, agli artisti, ma al loro ingegno. Abbiamo voluto unire la tradizione alle novità, andare verso il futuro, abbiamo voluto coinvolgere molti giovani che potessero, proprio infatti si chiama espressioni del proprio ingegno. Quali sono le novità principali? Le novità principali sono 4 serate di veramente spettacoli degni tutti quanti di essere visti e apprezzati. Io sono veramente entusiasta e con grande riconoscenza vorrei anche parlare di chi ha dato il proprio saluto, perché sono state dette tante cose belle. Io non ho assolutamente nessun merito di rappresentare un ente che ha 228 anni, sono state fatte delle cose incredibili dai miei predecessori, sono strati di cose ben fatte che si sono sovrapposte nel tempo. L'onere adesso di continuare pensando effettivamente al moderno, perché questa accelerazione c'è nell'aria e bisogna seguirla. C'è un consiglio che dà il Presidente dove possiamo muoverci per andare a visitare le varie cose? Ma il percorso, visto anche un po' il tempo così infame, ma comunque lascia qualche speranza, almeno così a tratti, è quello di visitare Piazza San Giovanni, questa rappresentazione fotografica che è veramente interessante. Poi la Sala Schifini che abbiamo svuotato, abbiamo inserito delle opere artigianali di artigiani che ormai hanno già fruito delle loro start-up, nel senso che ormai sono diventati molto bravi, affermati e sono diventati degli artisti. Mi fa sempre piacere enorme venire a Chiavari, è una parte importantissima della Liguria con la sua voglia di fare, la sua capacità e soprattutto ha un valore straordinario il tessuto architettonico, culturale e quindi anche per il turismo sicuramente ha un futuro chiaramente radioso. L'unica cosa che dico è che queste bellezze che sono sempre state tenute nascoste, forse adesso è il momento di lucidarle e di metterle a disposizione di tutti. Un ponte fra antico e moderno, è questa l'ispirazione della 159esima mostra del Tigullio. A testimoniare questo legame, che ha radici molto profonde, il lungo rapporto fra la chiesa locale e la società economica. Fin dai suoi inizi il sodalizio chiavarese venne sostenuto dai sacerdoti della città. La figura più rilevante fu Antonio Gianelli, che era parroco qui di San Giovanni e diede un contributo nella prima parte della nascita di questa società, ma poi successivamente anche diversi parroci dei territori di Campania collaborarono all'opera di conoscenza di nuove culture agrarie fatte dalla società economica, cercando di convincere i contadini che era buono ad esempio piantare le patate. Questo rapporto dunque oggi si inserisce perfettamente nell'idea di mostrare la possibilità di proiettare l'antico nel futuro. È un'esperienza che si rinnova nel cercare di guardare a progetti culturali, di istruzione e anche per uno sviluppo del territorio. Dunque anche la presenza del vescovo testimonia questa storia. Ma direi di sì, è una tradizione che ancora oggi è rivolta verso il futuro.
Ho usato l'immagine dell'albero. L'albero ha radici forti, rappresenta una storia, ma guarda al futuro attraverso i suoi rami con i germogli verdi. Lavorare insieme oltre i particolarismi, guardando a che cosa significa poter operare per il bene delle persone. Le installazioni sistemate negli spazi della società economica sono state pensate proprio con questo obiettivo: proiettare nel futuro ciò che le mani degli artigiani chiavaresi e del territorio hanno saputo costruire e consolidare nel tempo. Hanno fatto un bellissimo intervento, insolito tra l'altro, no? Molto artistico. Soprattutto mi piace questi temi, uno è sul cinema, l'altro, e poi questi due archi di seggiole che riprendono gli archi di Chiavari che ci sono proprio fortunatamente dietro. Sono molto belli, un intervento molto intelligente. Tra l'altro noi siamo nella sala dei convegni, non si direbbe. No, nella sala dei convegni l'hanno trasformata molto bene, complimenti. Abbiamo anche il pianoforte, insomma, c'è tutto. Qualcuno che suoni qua, no? Alle spalle lo spettacolo delle Tre Dame. Fantastico, sì, e abbiamo collaborato noi dell'Associazione Sarabanda qui a Chiavari con la Società Economica di Chiavari a questa mostra del Tigullio. Siamo contentissimi, qui lo spettacolo di 3 ragazze, le Tre Dame, poi il 28 col grande spettacolo di circo, le compagnie circocentriche dalla Francia. Proviamo a prenderne una al volo? Lei si chiama? Sono Sara. Lo spettacolo a Chiavari? Sì. Ma come si sta su questi trampoli? In equilibrio, sempre in movimento. E avete fatto questo spettacolo, questa danza, che cos'era? È una parata di 3 dame in cui cerchiamo di allietare il pubblico, i bambini con le nostre piccole danze, giochi con le piume e via dicendo. Oggi il giardino dei lettori della Società Economica si arricchisce di un'altra opera. Il giardino dei lettori oggi mi ha permesso di ripresentare questo lavoro di restauro che abbiamo fatto per la Società Economica grazie alla famiglia Gozzi che ha voluto, ricordando Renato Mario Gozzi, donare alla città un luogo dove si legge. E nello stesso giorno mi è capitato, oltre che presentare il restauro, di presentare questo mio nuovo libro da leggere, perciò siamo nello stesso ambito, che racconta ancora una volta una pagina di Chiavari importante, cioè la storia di una donna fotografa. Foto Mariuccia racconta con l'immagine fotografica dentro al giornale, alla redazione del Secolo, racconta per immagini 10 anni dalla storia di Chiavari. Facciamo il pesto, ma prima di tutto parliamo di un oggetto che è al centro di tutte le tradizioni nostre ed è il mortaio. Siamo Gente di Mare, molto diversa da Un Mare di Gente, la nostra associazione. L'abbiamo fondata proprio perché al centro mettiamo le tradizioni e le eccellenze del territorio. Roberto, come mai questa idea dell'associazione? Ma perché intanto abbiamo la passione della cucina da tanti anni e ci toccava sempre spignattare per questo e per quello. Poi lo spignattamento è diventata una passione più importante, e ho partecipato a molteplici gare di pesto al mortaio perché ho proprio la passione della cucina e dell'uso del mortaio, ne ho vinte tantissime. E lui è il re del pesto, cioè quello che ha vinto più gare di pesto al mortaio al mondo. Stefania, in cucina che ci sta di più? C'è da litigarsi, quindi è un traffico alternato, quando c'è lui non ci sono io e viceversa. Sì, è vero, però in realtà lei pulisce e io sporco. Ma è difficile fare il pesto? Non è difficile, bisogna osservare alcuni accorgimenti, avere un po' di tecnica, un po' di manualità, non ci si improvvisa come tutto quello che avviene in cucina. Grazie dell'applauso. Allora. Stefano, com'è andato con la gara del pesto? Direi bene, è stata la seconda volta che lo facevo. Penso di non essere arrivato ultimo, per cui va già bene così. Ma tu sei un cuoco? No, mi piace cucinare ma non sono un cuoco e vado tra l'altro anche molto a intuito. Sei un genovese o vieni da fuori? Assolutamente, io vengo da Torino anche se è un po' di tempo che sto qua a Chiavari. Allora, insomma, hai imparato anche a fare il pesto, non solo a mangiarlo. Assolutamente, una delle prime cose che ho voluto imparare è stato fare il pesto. Ti piace? Sì, molto, assolutamente. E l'esperienza di averlo fatto in piazza insieme agli altri?
Beh, divertente, carina, cioè, anche perché si impara qualcosa in più sul dosaggio, sugli ingredienti.